benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. A Taormina arrestato un infermiere per violenza sessuale aggravata. È accusato di aver abusato in auto e in un garage di un 14enne dalle ridotte capacità, nei momenti in cui invece avrebbe dovuto accudirlo. A Caltanissetta momenti di terrore per una ragazza assalita in centro da un uomo che ha tentato di violentarla. La vittima è riuscita a divincolarsi, in fuga ha chiesto aiuto ai carabinieri, arrestato il mancato stupratore. Palermo violenta dopo il colpo di fucile a una ragazza ferita in centro, fatto esplodere il distributore di sigarette di un bar. A Piazzale l'Ordigno un uomo a bordo di uno scooter. I commercianti rischiamo tutte le notti, siamo costretti a chiudere in anticipo. Il questore di Catania Bella Sai fa gli auguri di Natale alla città e sottolinea che in questo 2025 nessun grido d'allarme dei catanesi è stato trascurato. Avanti così nel nuovo anno, si ripromette, per rafforzare il clima di fiducia tra istituzioni e cittadini. Storia di una bimba contesa, atterrati a Catania ieri sera Angelo Papale e la figlia di 4 anni che erano bloccati a Teheran. La madre della piccola, iraniana, le aveva sequestrato i documenti. Adesso la parola passa al tribunale di Caltagirone. Cene e pranzi di Natale. In questo 2025 ogni famiglia ridurrà di una portata il menù della vigilia del 25 o del cenone di Capodanno. Pesano i prezzi aumentati di portate e condimenti con rincari del 5% per Natale e del 2% per Capodanno. Agrigento dal carcere alla Valle dei Templi. Un filo d'olio che diventa futuro. I detenuti del carcere di Lorenzo raccolgono le olive, estraggono l'olio, impastano e infornano il pane per le tavole di Natale. Un'esperienza di formazione e riabilitazione. Calcio, il Catania si gode il primato e la sosta natalizia prima di rituffarsi nel campionato. La dirigenza pensa adesso al calciomercato invernale. Obiettivo: rinforzare il centrocampo. Bentrovati. A Taormina un infermiere 63enne è stato arrestato per abusi sessuali su un ragazzo di 14 anni disabile. Le indagini sono partite da una segnalazione della scuola. Francesco Triolo. Avrebbe abusato di un 14enne dalle ridotte capacità nei momenti in cui lo aveva in affido per accudirlo. È l'accusa contestata ad un infermiere di 63 anni originario di Partinico in provincia di Palermo, che è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Taormina per violenza sessuale aggravata. Nei confronti dell'indagato la polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Messina su richiesta della procura. Le indagini avviate dopo una segnalazione delle autorità scolastiche condotte dai poliziotti del commissariato di Taormina si sono avvalse anche di intercettazioni telefoniche ed ambientali. Secondo la procura di Messina, che ha coordinato le indagini, l'attività investigativa svolta ha consentito di raccogliere gravi indizi di reato nei confronti del 63enne che avrebbe abusato del minorenne in auto e in un garage, approfittando dei momenti in cui il minorenne gli veniva affidato e delle ridotte capacità dello stesso. Il 63enne, dopo l'arresto, è stato condotto in carcere a Messina. Caltanissetta, da sola, in pieno centro, nel tardo pomeriggio, una studentessa universitaria è stata aggredita in strada a scopo di violenza. È riuscita a reagire e a chiedere aiuto. Decisivo l'intervento immediato dei carabinieri. Rita Cinardi. Stava camminando da sola lungo una via del centro storico di Caltanissetta per fare rientro a casa quando sarebbe stata avvicinata e molestata da uno sconosciuto. Vittima una studentessa universitaria di 23 anni proveniente da un'altra provincia, che ha reagito con lucidità e coraggio, riuscendo a divincolarsi e chiedere aiuto. Secondo quanto ricostruito, l'uomo sarebbe sbucato improvvisamente da una delle vie del centro, si sarebbe avvicinato alla ragazza iniziando a palpeggiarla contro la sua volontà. La studentessa, nonostante l'imponente stazza dell'uomo, ha reagito urlando e attirando l'attenzione dei passanti, riuscendo infine a sottrarsi all'aggressione. Proprio in quel momento una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile stava transitando nella zona per il controllo del territorio. I militari sono intervenuti immediatamente bloccando l'uomo e prestando soccorso alla ragazza.
Il presunto aggressore è un 32enne originario del Mali, in Italia da alcuni anni e senza fissa dimora. L'uomo è stato arrestato in flagranza con l'accusa di violenza sessuale. A suo carico risultano precedenti di polizia, ma non per reati di questa natura. Dopo l'arresto è stato condotto in carcere. Il giudice per le indagini preliminari ha poi convalidato il provvedimento disponendo la scarcerazione con il divieto di dimora nel comune di Caltanissetta. Palermo sempre più violenta, un ordigno è esploso nella notte in un bar di via Brigata Verona, danni a un distributore di sigarette. Ieri l'arresto del giovane che ha ferito una ragazza in pieno centro con un colpo di fucile. Marco Gullà. Un boato nella notte, un ordigno è stato fatto esplodere nel distributore di sigarette di un bar in via Brigata Verona di Palermo. A posizionarlo sarebbe stato un uomo arrivato sul posto a bordo di uno scooter elettrico. La deflagrazione ha mandato in frantumi i vetri, la tettoia e il gazebo dell'esercizio commerciale. I militari dell'Arma hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire all'autore del gesto. Una scia di violenza continua, un altro episodio che scuote la città dopo il ferimento di Valentina Peonio, la 33enne, colpita da un colpo di fucile da caccia nella notte tra sabato e domenica nei pressi di Piazza Nascè. Ieri l'arresto del 21enne che ha sparato. Si chiama Giuseppe Calì ed è residente nel quartiere di Borgo Nuovo. Non ha saputo spiegare il perché girasse armato. L'indagato, che è stato portato in carcere per detenzione di arma clandestina, è indagato anche per lesioni, omissione di soccorso e spari in luogo pubblico. Le indagini proseguono. A incastrare Calì ci sarebbero le immagini delle telecamere, le testimonianze della vittima e di un'amica. Il giovane ha anche detto di non aver avuto la volontà di premere il grilletto e che si sarebbe trattato di un incidente. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha intanto deciso di istituire la quarta zona rossa in città, nell'area tra Piazza d'Osturzo, via Puglisi Bertolino, Piazza Nascè, via Isidoro Carini, via Archimede, via Daita, via Turati e Piazza d'Osturzo. La misura, spiegano dalla prefettura, consentirà di inibire la presenza di persone già denunciate per attività illegali e violente. Restiamo a Palermo, siamo costretti a chiudere prima i nostri locali. I titolari dei pub di via La Lumia alzano la voce dopo i nuovi episodi di violenza che hanno scosso la città. Occorrono, dicono, maggiori controlli delle forze di polizia, almeno da mezzanotte alle 3. Marco Gullà. Cittadini che non escono dopo una certa ora, locali che iniziano a chiudere prima, lamentele e paura. Siamo nel comprensorio di via La Lumia, ancora una volta finita nelle pagine della cronaca per episodi di violenza. Un danno anche per i titolari di pub, costretti ad anticipare la chiusura proprio per evitare che all'interno dei propri esercizi possano avvenire risse o altro. Come commercianti di via Isidoro La Lumia ci siamo riuniti più volte per discutere questo, che è un grande problema per noi. Infatti solitamente chiudiamo il locale durante la settimana all'1, il fine settimana alle 2, quindi ci priviamo di poter andare anche magari di settimana, di tenere il locale un poco più aperto qualche ora in più, onde evitare di trovarsi poi fra i clienti delle persone poco raccomandabili. I controlli, dicono i titolari di ristoranti e pub, ci sono, ma solo fino a mezzanotte. La polizia deve essere presente dalla mezzanotte alle 3 di notte e non dalle 8 alla mezzanotte, dove praticamente trovi solamente persone che stanno cenando e sicuramente è un altro tipo di utenza. Meno incassi, meno gente, più paura, più preoccupazione. Serve una task force più efficace. Che questi ragazzi purtroppo famiglie non ne hanno e quindi loro corrono dove c'è il pericolo, al contrario. La differenza è che una persona invece di 40 anni o 50 anni se la pone una domanda, dice: ma se io devo uscire la sera e mi devo andare a bere una cosa, ma a questo punto perché devo andare in via Isidoro La Lumia, dove può partire un colpo di pistola involontario o dove si litigano e parte un bicchiere e mi prende nella testa? Il Tribunale di Siracusa ha condannato l'ex assessore regionale e già sindaco di Melilli, Giuseppe Sorbello, a 6 anni per scambio elettorale politico-mafioso. L'inchiesta Asmundo, si chiamava così, 2 anni fa aveva svelato l'accordo fra Sorbello e un gruppo mafioso vicino al clan Nardo di Lentini per il sostegno elettorale alle amministrative a Melilli.
Il presidente dell'Assemblea regionale Gaetano Galvagno, nel consueto scambio di auguri con la stampa parlamentare quest'anno a Catania, è soddisfatto per l'approvazione della manovra finanziaria regionale e spinge per il rimpasto della giunta Schifani. Luca Ciliberti. Credo che dopo 3 anni e qualche mese un rimpasto sia fisiologico e che fare una riflessione appunto su un rimpasto sia cosa buona e giusta, no? Il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno all'indomani dell'approvazione della finanziaria è un fiume in piena. Nel consueto scambio di auguri con la stampa parlamentare regionale nella sede Ars di Catania, Galvagno parla di una manovra pesante dal punto di vista dell'impegno, arrivata con 28 articoli, uscita dalla Commissione Bilancio con 134, poi ridotta per lo stralcio agli ordinamentali e agli altri articoli. È il terzo anno consecutivo senza esercizio provvisorio e non ci sono precedenti, almeno dal 1965. Molti deputati purtroppo che hanno lavorato per 45 giorni su una legge di stabilità a grande respiro, dove nessuno ha evidenziato che non c'è nessun genere di maxi emendamento, non c'è nessun genere di mancetta, non c'è alcun genere di inciucio e pertanto molti deputati sono rimasti nel volgare termine che è stato utilizzato a bocca asciutta e questa intesa la parola. Sul tema della tenuta della maggioranza, poi Galvagno ha tenuto a precisare il ruolo della componente della DC. La componente della Democrazia Cristiana noi dovremmo soltanto dirgli ai deputati che sono rimasti in aula senza avere neanche un rappresentante all'interno della giunta, grazie, hanno dato un appoggio esterno, sono rimasti la maggior parte, se non ricordo male, fino al voto finale e questa è una valutazione che dovrà fare chiaramente il Presidente della Regione circa il proseguio. A Catania il questore Bellassai traccia il bilancio dell'attività delle forze di polizia, costantemente impegnate per non sottovalutare alcun allarme. Desiree Ferlito. 1256 perquisizioni, 956.714 grammi di stupefacenti sequestrati e 254 armi. 8 milioni di euro confiscati. È un bilancio in crescita quello presentato nell'incontro di oggi con la stampa del questore di Catania Bellassai. Tirate le somme di un anno impegnativo e complesso, sempre con le esigenze del cittadino e il benessere della città di Catania al primo posto. E i risultati sono, ritengo, dei risultati, come ho detto, lusinghieri, assolutamente positivi. Un presidio sul territorio costante che mira a rendere la città, spesso in quest'ultimo anno segnata da violenze e fatti di sangue, più sicura. Nessun singolo grido d'allarme, ha ribadito Bellassai, è stato mai fatto cadere nel dimenticatoio. L'obiettivo è instaurare un rapporto di fiducia con i cittadini. La fiducia e la collaborazione attraverso la fiducia dei cittadini. E conquistare la fiducia dei cittadini non può prescindere dal prendere in seria considerazione tutte le loro istanze. Oltre 400 gli ammonimenti a tutela delle donne, nessun femminicidio nella città di Catania in quest'ultimo anno. La polizia ha monitorato costantemente le situazioni di pericolo in tutta la provincia etnea. E poi il problema dello spaccio di stupefacenti, tantissimi quartieri interessati. Vogliamo essere martellanti, ha detto Bellassai. L'estensione del fenomeno impone una riflessione amara sul consumo. E poi ultimo, ma non per ultimo, la presenza della polizia nelle scuole. Una polizia moderna, che sa bene che la legalità non passa solo dal contrasto, ma anche dall'educazione e dalla cultura, da trasmettere quotidianamente agli studenti. Sempre a Catania i carabinieri hanno individuato gravi irregolarità all'interno di uno studio dentistico regolarmente autorizzato e situato in pieno centro. Nel corso dell'ispezione i militari hanno riscontrato la presenza e l'utilizzo di farmaci e dispositivi medici risultati scaduti. Al termine degli accertamenti un professionista quarantenne è stato denunciato. Purtroppo non sappiamo di chi si tratti. I carabinieri hanno proceduto al sequestro dei farmaci e dei dispositivi scaduti. Gli sviluppi adesso della storia di una bambina a Contesa. Atterrati a Catania ieri sera, Angelo Papale e la figlia di 4 anni, bloccati a Teheran
perché la madre della piccola, iraniana, le aveva sequestrato i documenti. Fondamentale l'intervento della Farnesina. Il 12 gennaio l'udienza davanti al giudice di Caltagirone, Emanuela Corsi. Natale a casa, proprio. Questa è la notizia migliore. Arriva come il regalo più bello possibile. Faranno il Natale a casa Andrea Papale e la sua bimba di 4 anni che ieri sera sono atterrati a Catania con un volo proveniente dall'Iran. Padre e figlia da 2 mesi erano bloccati a Teheran, impossibilitati a rientrare in Italia perché la bambina era priva dei documenti per viaggiare. Una storia che inizia 2 anni fa e che Andrea, nonostante la stanchezza, ci racconta. L'uomo, originario di Caltagirone, aveva sposato a Milano una donna iraniana. Dall'unione era nata la piccola. Diciamo che un giorno è andata in vacanza e ha deciso di non tornare più, per cui ha sottratto la bambina più di 2 anni fa. La donna era tornata in Iran e Andrea spesso si recava nel paese mediorientale per rivedere la figlia. A un certo punto sono rimasto nel territorio iraniano come l'unico tutore legale della bambina, perché mia moglie si è allontanata senza alcuna organizzazione o autorizzazione. Per cui avevo difficoltà, ero impossibilitato a tornare nel territorio italiano perché alla bambina erano stati trattenuti o sequestrati i documenti. Una vicenda internazionale che nelle scorse settimane aveva sollevato forte preoccupazione sul piano umano e giuridico. Il rientro in Italia è stato reso possibile grazie all'intervento del consolato italiano e dell'ambasciata e l'ufficio tutela minori della Farnesina, che hanno provveduto al rilascio di un documento valido per l'esproprio temporaneo, consentendo così il ritorno della minore nel territorio nazionale assieme al padre. Con il rientro in Italia si passa adesso all'autorità giudiziaria italiana. Ovviamente in contemporanea in Iran seguiranno processi separati, non fosse altro per la doppia giurisdizione, preparati per ottenere quello che è un diritto, dico sempre, non più dei genitori ma più della bambina. È già stata fissata per il 12 gennaio l'udienza davanti al giudice italiano. Un'occhiata al tempo e al cielo adesso. Una tromba marina si è formata alle prime luci dell'alba al largo di Licata. La vedete fra un momento? Eccola qua, vedete com'è perfettamente chiara. Il vortice, grazie al cielo, non ha raggiunto la costa, si è diretta verso il mare aperto, si è dissolta senza provocare danni. Tutto questo al largo di Licata. La situazione è sotto controllo, monitorata dalla Capitaneria di Porto. Nel resto della Sicilia, intanto, il tempo durante le feste continuerà a essere instabile, con piogge sparse. La zavorra della spazzatura, Catania e Palermo attanagliate da un problema antico, in attesa dei 2 termovalorizzatori, stanziati altri 20 milioni di euro alla voce extragettiti per i rifiuti. Tonino De Mana. Non è più ammissibile come nel 2025 ancora si vedono incendi di rifiuti in tutto il territorio siciliano, ma soprattutto quello catanese. La diossina fa male sia per i soccorritori che per la popolazione. La diossina fa male, non ha dubbi. Il vigile del fuoco Carmelo Barbagallo colpa principalmente dei rifiuti abbandonati sulle strade e inesorabilmente bruciati. Catania e Palermo attanagliate ed accomunate da un atavico problema, e non è un caso che i 2 termovalorizzatori previsti in Sicilia verranno costruiti nella zona industriale di Catania. In queste immagini l'area dove sorgerà l'impianto è a Bellolampo, Palermo. I 2 impianti accoglieranno soltanto gli scarti indifferenziabili, ovvero il residuo non riciclabile. Farraginoso l'iter tra ricorsi al TAR, mugugni e prese di posizione politiche, e intanto nell'ultima finanziaria sono stati stanziati altri 20 milioni di euro alla voce extragettiti sui rifiuti, dove altrove diventano risorsa. Netta la posizione di Carmelo Giuffrida, segretario regionale UGL. In questa finanziaria la Regione ha stanziato 20 milioni di euro per i comuni per l'extragettito. Io ritengo che da un lato li accogliamo favorevolmente, ma dall'altro è sbagliato. Paradossalmente si brucia sulle strade e qualcuno non vuole bruciare nei termovalorizzatori, che ricorda a me stesso che sono in tutte le città europee, anche al nord Italia, e produce anche energia elettrica. In via Calliope a Catania la maxi operazione di bonifica è stata resa possibile grazie agli extracosti della Regione, soldi degli stessi contribuenti già tartassati dalla Tari, la più alta d'Italia. Per non parlare del danno d'immagine.
Possiamo ancora vedere i turisti che girano con i telefonini e si fanno i selfie ricordando questa parte brutta della nostra città, che è una città a vocazione turistica importante. Se vogliamo attrarre i turisti dobbiamo anche risolvere il problema dei rifiuti. Occorre fare in fretta ed aprire un dibattito sui termovalorizzatori per evitare che soldi e rifiuti si brucino, ma a discapito di cittadini onesti e rispettosi dell'ambiente. Ultima pagina, sono giorni di corsa agli acquisti degli ingredienti per i menù di Natale tra vigilia e pranzo, ma quanto costa sedersi a tavola durante queste festività? Le associazioni dei consumatori hanno fatto i conti in tasca agli italiani e son dolori. Simona Mazzone. Signori, è aperto il buffet! Ogni Natale che si rispetti non può definirsi tale senza un pranzo o un cenone che non sia all'altezza. Ma quanto ci costa? Il budget è più o meno quello dello scorso anno, ma a causa dei rincari, in questo 2025 ogni famiglia ridurrà di una portata il menù della vigilia, del giorno di Natale o del cenone di Capodanno. Parola dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, secondo cui la maggior parte degli italiani trascorrerà la cena del 24 a casa propria o in quella di parenti e amici. Solo il 30% prenoterà pranzo di Natale o di Capodanno al ristorante. Per l'indagine commissionata da Facile.it, circa 64 euro è la spesa media pro capite per pranzi e cene natalizie, per un totale di 2,7 miliardi di euro. Secondo il Codacons, cacao e cioccolato in polvere sono aumentati del 27% su base annua, il caffè del 18,4%, la carne tra il 7 e l'8%. Tra i cibi con prezzi maggiorati troviamo anche pesce e molluschi, pollo, frutta secca e noci, formaggi stagionati e uova, tutti in aumento dal 4 al 7%. Pranzi e cene in compagnia, basta non abbuffarsi. Voglio morire, mi voglio ammazzare, voglio morire mangiando. Cosa posso fare per farmi perdonare? Passami gli spaghetti, né? Alcuni dati sono in controtendenza, ad esempio l'olio di oliva scende il prezzo rispetto allo scorso anno di oltre il 17% e una lieve riduzione del costo degli spumanti, circa il 3%, che potrebbe rendere meno oneroso il tradizionale brindisi natalizio. Moglie mia, io non so dove sei, ma ovunque tu sia, io faccio un brindisi alla facciaccia tua. E alla salute mia! Alla salute! No, salute a voi. Andiamo alla Valle dei Templi. Al carcere, in questo luogo meraviglioso, un filo d'olio testuale che diventa futuro. Ad Agrigento concluso con successo il progetto di formazione e lavoro dedicato ai detenuti, fra olio, pane e inclusione sociale. Davide Sardo. Dal carcere alla Valle dei Templi, passando per il lavoro, la dignità e la speranza. Ad Agrigento si chiude così l'edizione 2025 di Viaggiare su un filo d'olio, un progetto che unisce istituzioni, territorio e inclusione sociale. La casa circondariale Pasquale di Lorenzo, il parco archeologico della Valle dei Templi ed il frantoio Val Paradiso di Naro hanno guidato un percorso formativo rivolto alle persone recluse. Un'ipotesi di reintegro con un lavoro che riguarda poi il recupero del paesaggio. Dalla sicurezza sul lavoro in ambito agricolo alla raccolta delle olive, tra l'oliveto all'interno del carcere e quello del parco, poi la molitura e a chiudere un corso di panificazione negli spazi di Casa Diodoros. Anche riuscire ad andare fuori e quindi poter guardare il tramonto, poter guardare la valle, riuscire a sentire gli odori, riuscire a toccare la terra. Ecco, è questa l'attività che è la missione soprattutto che come amministrazione penitenziaria vogliamo portare avanti. Un'esperienza concreta di formazione e lavoro che si conclude con la degustazione del pane e dell'olio prodotti dai detenuti, un filo d'olio che diventa filo di futuro. Complimenti davvero per questa bella iniziativa. Pausa, tra poco per il calcio il Catania, in pausa a sua volta natalizia e già pensa al mercato di gennaio. Vi aspetto. Dopo la conclusione del girone d'andata e con il primo posto, la dirigenza del Catania pensa adesso al calciomercato invernale. Obiettivo primario, rafforzare il centrocampo. Francesco Triolo.
Concluso il girone d'andata, la pausa natalizia è l'ideale per iniziare a concretizzare i primi movimenti di mercato. Il Catania deve operare in entrata soprattutto a centrocampo e sono 4 i nomi per la mediana. La priorità è cercare un centrocampista al posto dell'infortunata Aloi e, come spiegato da Alessandro Vagliasindi a Corner, il Catania segue 4 piste. In pole position c'è Emmanuel Ghiaboua, mediano 24enne in forza all'Avellino, ma il cui cartellino è di proprietà dell'Atalanta. Le alternative valutate sono il 28enne Andrea Vallocchia della Ternana, già seguito la scorsa estate, il 29enne Luca Palmiero dell'Avellino e il 28enne Giuseppe Carriero del Trapani ed ex rossazzurro. La dirigenza è al lavoro per effettuare un rinforzo per reparto nel mercato di gennaio. In avanti l'obiettivo noto è Giovanni Bruzzaniti. L'incontro programmato c'è stato ma senza esiti risolutivi. Il contatto tra i dirigenti di Catania e Pineto ha comunque avvicinato le parti. La società rossazzurra ha formalizzato la sua offerta poi per il trequartista calabrese, il cui cartellino è valutato circa 500.000 euro, proponendo 3 anni e mezzo di contratto. La trattativa per Bruzzaniti, non convocato in occasione di Pineto Gubbi ufficialmente per un problema muscolare, è a buon punto. Per la difesa invece il club rossazzurro continua a seguire Mirko Miceli del Monopoli, 34 anni. Le richieste della società biancoverde al momento però sono ritenute troppo elevate. Ci fermiamo qui, buon pomeriggio e buona antivigilia di Natale.